Insieme al Trento DOC portiamo il Müller e il Traminer, che sono due vini bianchi molto profumati e diciamo aromatici del Trentino, e questo lo facciamo in due terreni diversi. Sono due terreni diversi anche perché diciamo hanno bisogno di caratteristiche diverse il Müller e il Traminer. Per esempio il Müller è un vino d'altura, un vino che cresce sui 600-650 metri nella Valle di Cavedine, in un terreno bianco in mezzo alle Dolomiti, e prende veramente tante caratteristiche dal terreno, anche perché cerchiamo di fare delle lavorazioni particolari affinché la radice riesca ad andare in profondità. Secondo me è una cosa importante in un'azienda piccola come la nostra, comunque, tutta di proprietà, 12 ettari, 8 intorno al Maso e 4 diciamo in un'altra zona produttiva, sempre dell'azienda, sempre tutta concentrata una vicino all'altra, è la possibilità da parte dell'enologo di fare anche l'agronomo, partendo dalla lavorazione del terreno, arrivando sulla pianta, per poi arrivare ovviamente al grappolo, che poi viene portato in azienda a fare il vino, però è tutto all'interno, tutto seguito diciamo dalla stessa persona. Questa è una cosa secondo me importante, perché effettivamente l'agronomo enologo sa esattamente cosa deve fare, quale uva deve prendere per fare delle determinate cose e quale lavorazione deve fare sia al terreno che alla pianta per poter arrivare a un determinato risultato, perché solo se conosci quello che vinifichi sai effettivamente cosa produci e cosa puoi proporre alla gente. Close your eyes and I'll kiss you, tomorrow I'll miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.